Quasimodo gemiti infantes, alleluia, rationalibus sine dolor udicite. Benvenuti, con l'itinerario di Borghi d'Italia siamo giunti nel comune di Carceri in provincia di Padova. Il paese si trova a 10 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Tutta la storia di Carceri è raccolta nella secolare abbazia di Santa Maria delle Carceri. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. A voi Carceri! Questo è il comune di Carceri, un comune che ha un millennio di storia, anche se in origine non si chiamava Carceri, si chiamava Gazzo o Gazzolo, che deriva probabilmente dal fatto che qui c'era un bosco, pianura padana proprio. Poi un po' alla volta sono stati strappati proprio ettari di terreno lavorativo dalla palude e dal bosco. Inizialmente c'era solo il comune di Vighizzolo che aveva un insediamento di case e in questo terreno alluvionale dell'Adige, perché qui qualche anno fa passava l'Adige, poi nel secondo secolo, terzo secolo d.C. si spostò l'argine dell'Adige a seguito ad allagamenti e questo terreno recuperato con grandissimo sacrificio da braccia degli abitanti di questo posto sono riusciti un po' alla volta a produrre terreni produttivi proprio per allevamento e agricoltura e grazie a allevamento e agricoltura e pesca per il vicino lago di Vighizzolo è sorto questo comune. Gli abitanti del posto nei primi secoli del millennio hanno vissuto grazie all'agricoltura e all'allevamento e con piccolissimi appezzamenti. In verità integravano l'attività lavorando quasi tutti per l'abbazia, perché l'abbazia era l'abbazia del territorio della Bassa Padovana, non del comune. Tant'è che se vedete la conformazione di questo territorio rispetto ad altre abbazie è anomala, perché le case del comune sono quasi tutte distanti, è come se preservasse tutta la spiritualità del posto e anche poi lo facesse diventare un monumento del territorio, non solo del comune di Carceri. Poi alla fine del Settecento, poco prima del congresso di Vienna, il nostro comune cambia nome da Gazzo e definitivamente prende il nome dell'abbazia, quindi Carceri, che non deriva dalle vere e proprie carceri, ma dal dialetto locale calzare, molto probabilmente da un indumento dei frati camaldolesi o molto probabilmente, la seconda ipotesi, è quella dell'allevamento dei cavalli, che in questo territorio qua era molto rinomato. Qui si può vivere la bellezza e la tranquillità della pianura padana, si mangia bene, c'è anche una trattoria storica che si chiama Tre Scalini e poi abbiamo la nostra abbazia che è un fiore all'occhiello per tutti i visitatori del territorio. Adesso con il parroco andiamo ad approfondire la conoscenza della bellissima abbazia di Santa Maria delle Carceri. Mi piace collocare il paese di Carceri dentro il suo territorio, un territorio antico che va dall'Adige ai Colli Euganei e che ha una storia appunto molto importante. Il primo documento scritto di questo luogo è datato 1097, ma sappiamo che già prima della fine del millennio qui c'era un piccolo insediamento storico, una piccola chiesetta che segnava un confine del territorio. Dal 1097 in poi abbiamo i segnali di uno sviluppo spirituale molto importante, molto significativo. Qui si insedieranno i monaci agostiniani, la prima comunità infatti era una comunità di canonici mandata qui dalla chiesa matrice di Este,
civile, poi il Papa invita a darsi una regola e sceglie la regola dei monaci agostiniani, e questo fino alla fine del 1300 è un secolo di crisi da tanti punti di vista, per cui il Papa invia qui un nuovo ordine monastico, l'ordine dei Camaldolesi. I Camaldolesi qui daranno il via a una delle loro pagine più importanti e trasformeranno questo piccolo monastero in una grande abbazia, una delle più grandi del Triveneto, qualcuno la chiamava la Monte Cassino del Nord. I Camaldolesi andranno via da questo luogo nel 1698 in seguito a motivi ecclesiali ma anche politici legati alle campagne veneziane contro i turchi. Nel 1700 inizia il terzo periodo di questa abbazia, cioè il periodo dei conti carminati, una famiglia di conti di origini veneziane che soggiornerà qui per 2 secoli, trasformerà l'abbazia in una grande azienda agricola. Poi nel 1950 questa famiglia cederà quello che rimane dell'abbazia alla parrocchia. Da allora inizia l'ultimo periodo, quello che stiamo vivendo attualmente. L'abbazia è curata dalla parrocchia, è sede della comunità parrocchiale e sta curando il mantenimento e la conservazione di questo bene. La nostra comunità cristiana è una comunità della diocesi di Padova, fa parte del vicariato di Este, è una comunità naturalmente che anche se ha la chiesa un po' decentrata, è una comunità vivace dove vengono conservate le tradizioni antiche religiose ma anche tutte le novità, anche la nuova iniziazione cristiana che la nostra diocesi di Padova sta portando avanti. Dal primo momento i monaci hanno voluto dedicare a Maria nel momento dell'annunciazione, nel momento del sì. I monaci hanno sempre visto nella festa dell'incarnazione un po' la loro icona, la loro immagine. Dell'incarnazione troviamo immagini ovunque, la troviamo nella tela di Luca da Reggio che troneggia al centro del coro. La troviamo nell'antico battistero, che è il luogo più antico dell'abbazia, dove c'è un affresco della fine del 1300. La troviamo poi in maniera solenne nella sala della biblioteca dove è stata affrescata in un ciclo di affreschi insieme ai padri della Chiesa e alcune figure dell'Antico Testamento, Maria in preghiera e che sta leggendo la parola di Dio. Il battistero, che è l'angolo più antico, risalente sicuramente al 1000, costruito in massi di origine romana, proveniente dalla Este romana, ha anche questa serie di 4 lunette che raccontano momenti centrali della storia della salvezza. Poi sono raffigurati anche 2 personaggi che i monaci hanno voluto collocare all'interno di questo quadro, e cioè San Benedetto e San Romualdo, come dire la partecipazione dei monaci a questo momento centrale della storia della salvezza. Ultimo angolo è dedicato alla Pentecoste. C'è anche un ultimo dettaglio da contemplare in questo battistero ed è il punto focale del soffitto dove c'è Dio che crea. Nella visita all'abbazia è significativo uno sguardo al portichetto d'ingresso. Se avevano bisogno di un pasto caldo passavano nella casa del foresterario, che adesso è adibita a centro di spiritualità scout. Se avevano bisogno di un soggiorno prolungato passavano nell'ospitale, il grande edificio che è stato ricostruito varie volte. In questo edificio nel 1200 ha soggiornato il vescovo Bellino, la beata Beatrice d'Este. Poi nelle ricostruzioni successive è diventato un grande edificio, prestigioso edificio, dove ha soggiornato San Gregorio e tutti i grandi personaggi illustri che sono passati in questo luogo. L'abbazia
l'abbazia è sede anche di un'associazione musicale, di musica barocca, qui è stato registrato l'opera Omnia di Vivaldi, di Frescobaldi e anche di Telemann. Anche sede dell'attività del gruppo Teatrando. Siete benvenuti sicuramente in questo luogo sempre, con tutte le sue sfaccettature, con tutti i suoi colori, e trovate l'indirizzo e i numeri sul nostro sito. Andiamo a degustare alcuni piatti tipici del territorio. Benvenuti, siamo nel ristorante di mia proprietà e storicamente della mia famiglia. Qui con me c'è la signora Ferro, che è titolare dell'omonimo panificio qui di fronte e con le quali siamo in ottimi rapporti anche di collaborazione. Vi voglio presentare alcuni dei piatti tipici. Io comincerei con la più banale di tutti, che è una zuppa di trippa di maiale, addirittura fatta con il brodo di carne, con qualche crostino, è un'ottima zuppa. Poi passerei ai bigori in salsa, come li chiamavano una volta, che sono dei normalissimi bigori neri conditi con le acciughe o le sardine sotto sale a piacimento. In fianco abbiamo uno dei nostri piatti più caratteristici, i bigoli con il ragù di musso, che per noi è una cosa familiarissima, comunque è il normale asino per tutti gli italiani. Poi abbiamo un riso cotto interamente al forno con tastasale. Questa è la paella, il mio cavallo di battaglia, e non ha niente a che fare con la nostra tradizione, però è uno dei piatti che da noi va di più. Questo è un baccalà alla veneta, come li faceva mia mamma, mia nonna. Questa è una trippa alla parmigiana, che era uno dei piatti più poveri della nostra tradizione. Qua abbiamo degli stinchi di maiale al forno, che il maiale per noi, per la nostra terra, è sempre stato l'alimento che ci ha tenuti in piedi, diciamo, perché era il più economico e tutti li avevano. Questo è lo spezzatino d'asino. Abbiamo i fagioli in pocio e un cotechino, diciamo, con la lingua del maiale, fatto un po' più grosso e lasciato anche stagionare, a differenza dei cotechini normali, si avvicina come gusto alla salsiccia ferrarese. Qui ho preparato della carne, che è una carne di puledro, con la quale andrò poi a fare una tagliata. In avanti ci sono un paio di contorni, uno sono i fagiolini verdi saltati in padella con un po' di olio d'oliva e aglio, e gli altri sono fondi di carciofo saltati anche loro in padella. Io sono la fornara di Carceri, via Roma 52, ho portato delle specialità di pane. Questo è schisciotto, pane mantovane, banane, un po' di dolci, mela e pan di Spagna. Nel frattempo mi ha raggiunto la mia signora, che è il mio braccio destro e anche a volte sinistro per il mio lavoro. Noi facciamo tutto con le nostre mani, non ci sono cibi preparati, e se volete noi vi aspettiamo per farvi provare le nostre specialità. E dal 2015 l'abbazia di Santa Maria delle Carceri ha anche un organizzato gruppo accoglienza. Andiamo a saperne di più con il signor Antonino. Il gruppo accoglienza è nato agli inizi del 2015 attorno alla figura del parroco. Siamo 20-25 persone, tutti volontari,
Ognuno dà la sua disponibilità a seconda del tempo che ha e a secondo di quello che si sente. Ci incontriamo una volta al mese nella nostra sala accoglienza, dove viene fatto un programma mensile a seconda dei programmi che ci sono. C'è un gruppo che si occupa esclusivamente della didattica. Sono alcune donne, una maestra, che organizzano dei laboratori per i bambini. Quindi i bambini passano qui una giornata che noi l'abbiamo chiamata la giornata del monaco, camaldolese per un giorno. Gli viene dato un attestato e in questa mattinata o anche nel pomeriggio vengono fatti questi laboratori che i ragazzi scelgono o all'esterno o all'interno dell'aula didattica. Noi facciamo questo con uno spirito che va al di là del volontariato. Ci mettiamo la passione nel fare questo, la gente questo lo percepisce, per cui alla fine ci ringrazia del tempo che noi dedichiamo a questo luogo. Poi un'altra cosa che è stata creata, che questo ha dato sicuramente maggior valore anche all'abbazia ma anche al nostro gruppo, è stato il giardino dei profumi. Un giardino con alcune delle piante officinali che i monaci usavano per creare le loro medicine. Alla fine di ogni visita noi portiamo le persone nella nostra sala accoglienza e gli offriamo una fetta di torta, un bicchiere di vino, un bicchiere di aranciata, per dare così l'immagine dell'accoglienza, la massima accoglienza che il nostro gruppo sa dare. È stata una sorpresa per me e lo sarà anche per voi. Sul territorio del comune di Carceri c'è la prima azienda italiana per quanto riguarda la produzione di orchidee in grande scala. La parola a Monica. Siamo presso l'azienda Menin e noi produciamo piante da circa mezzo secolo e da oltre 25 anni produciamo solo orchidee Phalaenopsis. È una pianta un po' particolare, noi le coltiviamo dall'inizio, arrivano piccole piantine che sono clonate dall'Olanda, le dimensioni delle foglie sono qualche centimetro, le teniamo al caldo per circa 35 settimane, con caldo intendo una temperatura che varia dai 28 ai 30 gradi, e poi per farle fiorire le spostiamo in un'altra serra più fresca, intorno ai 18-19 gradi, dove loro buttano i getti e gli steli. Il totale tempo per la cultura è circa un anno. Produciamo circa 2 milioni di orchidee e siamo circa una quarantina di persone che lavorano all'interno dell'azienda. È una pianta un po' particolare perché dura molto in casa, dura molto all'interno dei nostri appartamenti. Dicono in Olanda, che è un po' la patria di queste piante in Europa, che abbia sostituito non solo il mazzo di fiori, ma che la quantità di Phalaenopsis prodotta in Europa sia superiore alla quantità di tutte le altre piante fiorite messe insieme. I colori sono infiniti, vanno dal bianco al fucsia, al rosa, al puntinato, al maculato, penso che non le abbiamo ancora viste tutte, nonostante ne abbiamo centinaia e centinaia di varietà. Noi passiamo dalla produzione fino al confezionamento finale. L'azienda è una lunga storia. Mio padre e i suoi 5 fratelli, circa 60 anni fa, avevano solo la terra. Era un periodo un po' duro e si sono inventati di costruire la prima serra un po', e con l'esperienza di uno dei fratelli che aveva fatto un po' di esperienza in Germania lavorando sulle piante, e si sono messi a coltivare i primi crisantemi, le classiche piante da serra. Le serre se le sono costruite tutti loro e quindi un po' alla volta si sono evoluti e sono sempre andati d'accordo, un'azienda familiare, e alla fine insomma sono arrivati a essere una delle aziende leader di produzione di Phalaenopsis in Italia. Ogni tanto organizziamo delle visite e già spesso vengono studenti o scuole o per gruppi. Io sono nata qua, mi sono sposata, sono andata a abitare in un altro posto, ma il mio cuore è rimasto qua.
L'abbazia di Santa Maria delle Carceri si trova su uno degli itinerari dell'antica Romea Strata. Con Don Raimondo andiamo a conoscere questo importante progetto promosso dall'ufficio pellegrinaggi della diocesi di Vicenza. La Romea Strata intende riscoprire tutti questi percorsi e in particolar modo ha denominato anche alcuni tratti di questi cammini e in particolar modo ricordiamo il tratto che va da Concordia Sagittaria fino praticamente a Badia Polesine e quindi a lambire il fiume Po e quindi le acque del fiume Po. Questa era l'antica via Romea Annia, una via importantissima perché andava praticamente da nord a sud e quindi collegava il nord d'Italia e il nord-est d'Europa con la città eterna e con la capitale dell'impero romano che era chiaramente Roma. Nell'antica abbazia di Carceri i pellegrini venivano accolti con l'antica sapienza cristiana che da un lato teneva fortemente conto delle necessità pratiche materiali dei pellegrini e dall'altra parte la grande accoglienza e ospitalità di carattere spirituale per far sì che la persona potesse riprendere vigore anche interiormente affinché questa forza interiore potesse essere di aiuto per raggiungere la meta tanto desiderata. A Carceri, come in tanti altri luoghi nel Medioevo, l'ospitalità era fatta anche di lavanda dei piedi dei pellegrini. Ecco allora che l'abbazia di Carceri ha aiutato moltissimi pellegrini in questo cammino fisico, ma anche in questo cammino interiore e tramite la riscoperta della Romea Strata, ancora oggi questo è un luogo dove l'anima può respirare ancora più in grande. L'abbazia di Santa Maria delle Carceri ospita nel suo interno anche il Museo della Civiltà Contadina. Andiamo a visitarlo con il signor Carisio, classe 1926. Il museo è nato per la volontà di molto volontariato, per ricordare proprio quello che i genitori, i nonni hanno potuto fare durante la sua vita e anche per far conoscere ai figli e ai nipoti quello che poteva essere interessante della vita che facevano al tempo. La gente ha capito l'intenzione di fare questo e hanno contribuito abbastanza. E abbiamo raccolto quanto poi è possibile degli oggetti che riguardano solo l'agricoltura di un tempo e difatti abbiamo diverse scolaresche che vengono assieme con i loro insegnanti. Non ci siamo fermati solo all'attività contadina, abbiamo creato anche altre attività, un'aula di scuola, giochi di bambini di un tempo, il calzolaio, il falegname, il fabbro, e così abbiamo abbinato agricoltura e un pochettino di attività artigianale. È sorto bene abbastanza, viene molto frequentato, siamo molto soddisfatti perché sono nato, vissuto, perciò conosco tutte le vicende della vita perché non è che sia giovane e mi sento un pochettino affezionato al mio piccolo paese. Adesso andiamo ad incontrare il responsabile del centro di spiritualità Scout. Da circa 2 anni in questa meravigliosa abbazia
ha sede anche il centro di spiritualità Scout. È un centro di spiritualità per i ragazzi, per i giovani del Triveneto e dell'Emilia Romagna. L'idea è nata dalla diocesi di Padova, dalla GESCI Veneta, dagli Scout Europa nazionali e da un'associazione locale, l'associazione Veneta Scout, e nasce da una lettura dei bisogni dei ragazzi in ambito di spiritualità. Cioè, i ragazzi, noi notavamo, hanno sete di Dio, di valori. Noi qui facciamo quello che si dice un primo annuncio, presentiamo un Cristo umanissimo, soprattutto presentiamo la sua morte in croce, l'amore che l'ha guidato, la trasparenza dei suoi valori. Siamo all'incirca sulle 8.000 persone che tutte le settimane, anche durante la settimana, vengono e rimangono qui almeno una notte. L'esperienza più interessante forse è quella di singoli, persone, ragazzi che tornano per staccare, per ripensare a sé, per mettere a punto il proprio futuro, per cercare in fondo la propria strada. Quello che nello scautismo viene detto il punto della strada. Il posto è un posto straordinario e noi l'abbiamo scelto proprio perché contiene già un'elevazione verso Dio, ma soprattutto un silenzio che permette di entrare in se stessi. Quello che avete visto è Carceri, un piccolo paese della bassa padovana, ma con una storia alle spalle grandissima. Se una domenica non sai dove nare, basta che vieni qua. Oltre che trovare l'abbazia, troverai delle persone simpatiche che vi porterà a vedere questo nostro piccolo gioiello. Se vedemo. La gente di Carceri con la sua splendida abbazia vi aspetta a braccia aperte. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Carceri nella provincia di Padova. A presto!